La pizzeria è stata aperta nel 69 da Giuliano Baldasseroni. Noi siamo proprietari dal 1 novembre del 90. Uno dei maggiori riferimenti potrebbe essere Piero il cameriere, che è 40 anni che è in questo locale a lavorare, a portare pizza, a servire i clienti oramai che lo conoscono da tutta una vita. Nella mia esperienza di pizzaiolo e anche preparatore dell'impasto e tutto, diciamo che i 4 prodotti essenziali sono la farina 00, l'acqua, il sale e il lievito. Quando sono arrivato nel 90 c'erano pochissime farciture, allora abbiamo deciso di provare a inserire del più vario come pizze, e difatti abbiamo preso tutte le tradizionali come base e abbiamo aggiunto altre cose che Giuliano aveva. Poi abbiamo delle insalate, dei piatti di affettati misti e primi piatti: panna, speck e zafferano, pesto, pizzoccheri al venerdì di solito, e fine settimana la lasagna e dolci. Il dolce, il tiramisù è la cosa per la maggiore della pizzeria da Giuliano. Oh, adesso ragazzi qualcun altro che gli spiega le cose.